credo che questa sera sia anche il momento più ideale per rivolgere a tutti un augurio di buone feste e buon anno nuovo. Come al solito, alla fine di un anno si traggono un po' le conclusioni, si cerca di fare una sintesi di quello che è successo, di cosa poteva andare meglio, di cosa poteva andare peggio. Noi credo che dobbiamo essere soddisfatti, e non lo dico noi come direzione, noi come sede centrale, ma credo che l'intera organizzazione debba essere soddisfatta. Siamo riusciti ad operare in condizioni sempre competitive, sempre difficili, in un mondo che ci vede lottare contro delle situazioni problematiche. La prima alle quali mi riferisco è quella di trovare persone che siano competenti e persone che possano giocare al nostro interno un ruolo da protagonisti. Credo che abbiamo fatto un'attività intensa e produttiva e destinata a darci dei risultati anche in futuro per riuscire a alimentare questo percorso che abbiamo in mente di seguire, con persone competenti, con persone che assorbano quelle che sono le nostre modo di vedere le cose, il nostro modo di operare. Quindi vorrei approfittare di questa occasione per fare un augurio a tutti quanti. Il periodo delle feste è un periodo che si passa in casa, è un periodo che ci riporta più intensamente alla vita all'interno della famiglia, e quindi questo periodo voglia essere un periodo di serenità per tutti, e quando riprenderemo avremo modo di continuare questo percorso che ci inorgoglisce, e credo che quella che è stata l'andamento e l'esito di questa serata ci debba inorgoglire ancora di più, perché i riconoscimenti che abbiamo ricevuto sono davvero importanti e ci danno fiducia nel continuare. Il 2026 sarà sicuramente un anno di grandi occasioni per la Fondazione. Le occasioni principali saranno quelle di valorizzare quanto in questi 70 anni abbiamo costruito, ma soprattutto quanto quello che abbiamo costruito rappresenterà una fonte di ispirazione per l'innovazione futura, perché proprio perché noi vogliamo fare innovazione diciamo che siamo attenti ai bisogni delle persone, perché i bisogni delle persone cambiano, hanno sempre bisogno di risposte nuove, ma soprattutto di risposte integrate. Ecco, mi sento di dire che questa dovrà essere la cifra dell'impegno del 2026 della Fondazione: integrare i propri servizi con la rete dei servizi territoriali, magari costruendo anche nuove reti, nuovi servizi, nuove risposte, integrando la telemedicina, integrando le nostre organizzazioni, integrando la formazione con gli assistenti familiari, integrando. Questa dovrà essere la cifra. Oggi innovare vuol dire integrare servizi e creare nuove occasioni. Io auguro veramente che questa nostra attività possa essere anche di richiamo per altre realtà, per poterle integrare anche loro. Ecco, la risposta deve essere questa. Risposta di innovazione. Questi 70 anni ci ispirano per il futuro.